Per noi era impossibile proprio intervenire. Fortunatamente siamo stati avvisati da un passante, che è quello che ha dato anche i filmati ai carabinieri, che ci ha chiamato dicendoci si stanno azzuffando, i nostri ragazzi sono partiti in 3 su una macchina, 3/4, e sono partiti, sono andati su a 800 metri a cercare di sistemare questo, perché nessuno mai pensava di trovare quello che si è trovato davanti, penso, i miei ragazzi. Quando sono arrivati sul posto i bodyguard, i ragazzi aggrediti erano saliti sulle auto per portarsi in ospedale, dove poi è morto Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe. Tutto è iniziato all'interno del locale dove, spiega il titolare, c'era stata una discussione. Non sono neanche arrivati ad zuffa, si sono solo a parole, e penso che non eravamo pronti nessuno a niente, perché non c'era nessun presagio. Sono stati portati fuori, allontanati, sì, andiamo via, andiamo a Jesolo, andiamo a fare un giro a Jesolo, e sono andati via. Basta, e dopo ci siamo trovati con questa situazione sul più tardi. Ma i ragazzi, Badr e Bennani, non si sono allontanati di molto, sono rimasti lì ad attendere l'uscita dell'altro gruppo. Dopo la tragedia, i due sono fuggiti, inseguiti dai bodyguard. Mi dicono che siano nascosti in mezzo dei cerchi in baita al lago, dentro la baita al lago, ecco, si erano nascosti dentro un parcheggio interno della baita al lago. I nostri ragazzi sono andati torno fino a che li hanno trovati. Sulla questione del coltello il titolare precisa che tutti i giovani vengono controllati all'entrata. Usiamo un metal detector all'ingresso, facciamo spogliare tutti quanti, tirare fuori dalle tasche quello che hanno, partono dai piedi, vanno fino a sopra con il metal detector, e le ragazze facciamo aprire le borse e controllarle. Rimane da capire dove i due arrestati abbiano preso i coltelli o dove li avessero custoditi fino al momento della tragedia. Simeone ha annunciato che sabato presso l'Arias, locale che si trova sempre a Castelfranco, organizzerà una serata evento dedicata proprio al tema della sicurezza. Fare una serata dalle 9:30 alla mezzanotte, una serata di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Playa Loca rimarrà chiusa finché non è fatto il funerale, ecco, del ragazzo.